Buonasera a tutti e benvenuti a questo tubio culturale de canto, sonos e tradizioni e benvenuti a Sara, una ida meda ospitale gentile, una ida a centro della Sardegna, proprio su coro, insomma, su coro della Terra Salda, e con noi su un suo batto concorso di poesia che organizziamo in Sara. E ora aumentiamo su una persona di Sara che non manca mai a questo appuntamento di poesia e che è mancato poco tempo fa, e quindi questa serata abbiamo deciso di dedicare a Ignazio Ezzo di Sara. E passo la parola a Rosa che è di Piuso. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti in noi un'altra volta si fa compagnia in questa dia di poesia. Come Anna Mariello stiamo dedicando questa serata a Ignazio, un paesano nostro che me da bosatro poeta a conoscesi, perché ad esempio si seguiu in questo progetto, in questa dia di manifestazioni di poesia. Posso narrare di via che Ignazio è una persona gentile, una persona a modo e una persona che comuna, insomma, una brava persona. E può ricordare di Ignazio zia Maria come si leggi una poesia che Ignazio ha scritto la prima volta che ha partecipato a questo concorso di poesia con noi. Zia Maria, benissimo. Tanto cosa ricordare e può tenere presente con noi in 9 ore. Grazie. Infatti lì ci siete qua in mezzo. Un applauso a Zia Maria, che Zia Maria pure è una cortesa che gli zighiti sempre. Poesia di Ignazio. Sa vita, quando sul mondo si sveniu, tutti gli otto via da s'avvenire, noi schia scanto di piaspattire e canto tempo su denese de brio, con amore sa mamma da parturio, o sa vita adotto a godire, ma nemmo si vuole mai schire su chi suo destino ad asortio. Ogni dia è una sfida, chi non si affronta guai, è sempre una scommessa su passaggio in questa vita. A sa morte non penses mai, che pensa di essa? Ignazio Ezzo. Grazie Zia Maria. Difesa della Repubblica. Una cosa Maria? No, come chiamare a Isa può presentare sul centro commerciale naturale di Azzara che si resiste a fare questa tubbi culturale, lo definiamo proprio sia da amministrazione, infatti sì che su sindaco lo chiamiamo Alessandro. Buonasera a tutti, benvenuti. Anche quest'anno ripetiamo questo concorso di poesia sarda, anche perché ormai è diventata una tradizione e un incontro con tutti voi. Siamo sempre, ci fa piacere la vostra presenza, cerchiamo di essere ospitali il più possibile. Io parlo a nome del Centro Commerciale Naturale e rappresento anche, visto che non c'è presente, l'amministrazione comunale che fa parte sempre del Centro Commerciale. Buona serata a tutti, vi ringrazio per il pensiero e l'applauso che avete fatto al signor Ezzo, che non c'è, che è mancato improvvisamente e ci dispiace tantissimo, perché è stato sempre presente nei nostri eventi, questo lo dobbiamo dire. Grazie a tutti voi, buona serata e speriamo bene e tanti auguri. Grazie Elisa. Vero, come cominciamo questa poesia e ho cannucata una truppina Sara, cominciamo su una novità che lascio a Rosa però a spiegare per quanto riguarda questa votazione della poesia, non su più su tecnica ma solo popolare. Siccome è diventando sempre più difficile a
acciappare giuria come te deseo sempre seriata sa tecnica, però ponoso da un comincio questa cosa su compito nostro, soprattutto questo invece di coinvolgere questa gente comune, che secondo me, secondo noi, questa poesia non tiene bisogno di tecnica, tiene bisogno di essere discortata, comprendi e praghere o non potete praghere. E questo a noi importa a me da chi sa gente comune si accosta a questa poesia, si accosta a questa lingua sarda, a far dare sempre dei frusi in lingua sarda, perché noi lo teniamo come obiettivo. Questo non da abbandonare, perché comunque già uso il nonno è ancora una forma di dare chi a noi, soprattutto in vita, ancora istibia. Purtroppo il picciochetto è vero che non di questione, però un vago sa che da tenenti babbo e mamma, ma noi sto scriccando di mantenere e minna spurga, le cuna in endomi, e quindi che causa di mantenere via in questa maniera. Quindi venendo, siccome questa giuria tecnica è una giuria popolare, una giuria piegata di sicuro, gente che si è offerta naturalmente punta mantioso di poesia, su competizione scuso di scurtare e giudicare in una maniera libera, ne usa sentimento, ecco, una poesia passa o non passa, adesso scommetti scanzone, sa pragente o non potete praghere, sa cosa bella è la libertà di essere libero di espressare su che ognuno di noi intende e può narrare. E quindi adesso vi spiego come essere questo solito sistema che già ogni poeta un giudizio, isso se tutto antecede a fine, questo di un aro poeta, generalmente punti abituati a si bere voi contando 1 per 2 per 10 per schimbe, siccome non finì mai questa cosa. Questo stesso risultato lo ottenevo unendo a isso, del suo che tenentisso, di tutto l'elenco dei poeti, devo cantare a più trese, i strese che isso sono dei spracchi. Poi noi uso separare in base a tutto questo strese chi si di primo, secondo e terzo, che poi non punti primo, secondo e terzo, ma se io sto tu primo e tu ultimo. Quindi potevo cominciare a recitare questa poesia, quasi che qualcuno poeta ancora non si arrivava, però schio che punti venendo. Ho fatto aspettare in noi che apposta sia Maria, quando non deve camminare in veda, quindi sa prima che recita questa poesia è proprio una saresa e quindi sia Maria Murgia. Questo non lo vedo. Un'opinione mia, sono grazie a chi nos hanno onorato con sua presenza e poesia. Un ringraziamento a chi ha piegato tanto impegno a organizzare a Canuro questo evento. Io hanno scritto una poesia, una poesia che ha scritto non è volta mio piantato, ho scritto per rubare neus in sardo in gioielleria. E quindi ho scritto questa poesia perché pensavo che in questo periodo su tema usavo da essere sul disastro che continua questa società della delinquenza in Sardegna nostra, sfregiando un mostro di acciaio in monte, cimentando terra fertile, che non sanno già la natura, sul mare più bello del mondo, il luogo per un Dio, vogliono cancellare questa storia millenaria e questa cultura nostra. Questa è storia che deve essere uniosa, visto che a me da scomunità, sindicos, amministrazioni comunali, punti in guerra, deve essere presente a questa manifestazione. L'unione va a forza, a fuori di un nostro sfruttatore. Mi pare che deve evocare d'orra e furcones e scozzare che alcuna cateria in questa regione. Questa è la poesia che ho scritto con il nipote mio. Sadie del interno ha fatto un temporale che giù mai non si chiede la saia di interrare, pare che su che pure fiate inquieto. Pranche su che insorgono sa notte sta scuria, su che e sta intristura, de isso sono calando l'ambrica de dolo e de vena. Caino in oriolo e sta essendo satela sarangiolo, pochi e suvrade che saida a pranto con suo coro, che ha già tanta già sa morte per un buon giorno.
Deixo sa sorte non attento piedade, a chi vanno soddurivada de mamma, babbo e frate. Come mostros crudeles, con Satana alleaoso, deixo indifendios e vont approfittaoso. De questa triste dies e annos ha passau, ma de sa die su gelo a guabba non sa giau. Sa terra si dia, sul luogo sta bruciau, de noso sul lamento non bene discurtau. Pare maledizione, il lambrica su gelo dispacciau. Sa società onesta condanna su delitto, de vive tranquilla e campa su diritto. A uomini senza Dio su dichiarau sa guerra, sa pergia si ferro, dosingurta sa terra. Grazie a te Maria Urgia. Come chiamamos a Boni Argiolas, che viene dai Bidano a Tulu. Eccola, un applauso a Boni Argiolas. Non siamo dimenticato di narrare che alla simbolo e per la prima volta non siamo in tre e siamo in due, solo che avete dolore sniedo e maladia e quindi noi potete vendere e la salutiamo. Prego Boni. Buonasera a tutti, sono appena cattauso. Io sono Boni Argiolas di Dano Tullu. È la seconda volta che vi parte in Cungiasa in Azzara. E torno grazie a Rosa, Dolores e Mariedu, posso conto che antidento preziendi mi avenna in noi. O canno dotto sardo stenioso no doll'umano, che denomini dani di palas eolicas e fotovoltaico. E a pizzo di gusto si ligio sa poesia cosa mia. A nevo de mio. Tappa mostai su spanto de questa terra mudata, con l'illu bianco su artusu che varinti chi arriba in taccello, con folla de verro che giranta promasa sa frotte suento, e sprigo niedoso posto faccia sa solli. Sul logo spollito de mattasa, che non si indipodianta segai, e i moi tutto serranta sogoso. Tappa mostai ebrei, baccasa, procusu e attraverasa, a sagica di un vago de ebra. Tappamo stai su guindanti furao, s'acqua, s'allugi e su mari, e i moi su solle e su ento. Tappamo stai come ti vai, po gusto lillosu, ad ufurriai, in modo che su ento srebada ondi tu spigai. E con tristezza da paccontai, come ti fu bella sa terra de nonna, a innanti de da mudai. Grazie Boni. Come chiamiamo a Francesco Mura dai Nuoro. Francesco Mura è la prima volta che viene dalla simbolo. Buonasera e grazie a tutti. Questa poesia va vedere della vita e del tramonto della vita. Si è nata in Uguresu, tessamento da Sintichino. Arrivava il virgonzoso, a mi date lampadas, lucente e amoroso, a imbrunire le sterras. E l'estro si stiu caente e rigela sus animos. E a con norta sazzente, che musica e cantos. A tistellor de prata, e sa luna pinta su mare. Chi dorminde sa seglia di serena si pasare. Su coro per i sariannas, e commente pro incanto, sa visione, sa schimeras, su un angroner di spanto. Tango ososocos propessare, in ramo si cordeamentos, su che non poto bruscarinare, sus amores ma dimenticaus. Visione de lontana gioventù, ai, sa vita che scolante, a sa prima un giovane rude, e come corinau sto pensando, sa vita sta stagione, fatta de verano florioso e de stiu lucentes, sa tongo sa frisco suoso, poi si verro sta fritto, arriva sa nieve su vento, e tempo di tristo e di lutto. Che con l'allento che trumento e tocca a s'accontentare finché che palpita su coro manca di non si allizzera sa vita è sempre un tesoro
nulla poté mai mutare. Non si die su solo epoca sorraios, si che ascoltare lo spiglioso cantare, non piange su schivolana galaverosos, parendiese uguales che ne tempus, fraca una bella stintar de matricusia, sta 70 gioventù turgalesu, a mi tornare friscura e s'armonia, a noto orizzonte, de poco colorao, e so intrighinante e mi indabizzo, ma miro seleno, su che la canao, contento di non dattero e più deciso. Grazie di aver ascoltato. Grazie Francesco. Pertanto chiamiamo a Pierino De Villa de Codronzano. Un applauso a Pierino e poi raccomandiamo che possa appostiare al suo microfono, così no sa giuria non intende, e manco noi intendiamo bene questa poesia. Buonasera a tutti. Sentite così. Grazie a Dio che la già sai sauta che ad Azzara e sempre c'è qua dove. Sapete mia che te su pericoloso trabalho di suo fregamuso. Se ne aveva qui tonzi manzano e poi c'era di in fuori saianna. Poi se pare che sia di manna ma su soli spunta piano piano. In cudina a casa sa caffettera e sa domo di suo profumo pienata. A Samore su una decoro donata, un oaso e una sbidera questa sera. Poi pure andate a tripagliare, pure si gana posnaro qui non ne tenzo. A travaglio un buio mattesi benzo, ma una famiglia a poter campare. Sole, abba, benti fritto, caldenie e muro da costruire e di sfasciare. Bofeta e copertura da aggiustare costano 60 die. Su pericolo pare non sponza affatto, in scala se in ponte pro saltura, a volta de sapresse che in sa cura a brincare non stocca di un atto. Sa campana suonata pro su mesudie e oca da sa buscia su pinzattino, maccarrone se e una pulita di ino costa il susto nostro di 11 die. Su zero, finita sa lunga giornata, da vizio si figlia sei monzere coccolato, amore e dolo, ti senti abbracciato, sa che è una pronta e tavola apparizzata. A letto, prima di che dormire, pensa di sta a sedere passata, si stracca con sua famiglia amata, a suo Signore ringraziare e benedire. O Signore mio, volato e sto puro, decoro di grazia, uno frega muro. Grazie Pierino di Villa di Codronzano. Quindi andavo da denanti, chiamiamo a William Simula De Ussi, un applauso a William. Buonasera. Allora, una cosa propriamente bilingue. Io ho pubblicato un libretto contro la droga, è dedicata a una visetta che ha conosciuto in biblioteca da voi. Me l'ha pagata in mezzo a questa droga da poco tempo. Siccome per qualcuno è che in una comunità di recupero, questa poesia che ha scritto in saggio, dedicata a qualche novità di manna che hanno tutto resessimi a entrare in qualche comunità che sono meta importante. Dunque, per preguntare a Maria si poteva leggere sia la poesia che in concorso, però un piccolo assaggio, no, relativo a questa pubblicazione che appunto relativa a questo problema. Quindi velocemente leggo un frammento di questo libro e poi la poesia in sardo che è relativa appunto a questa novità e quindi a questa pubblicazione. Ho come il dovere di cercarti sempre, dato che la tua vita mi inquieta, non volendo essere altro che tragica per te e per quelli che sinceramente ti vogliono bene. Noi elaboriamo un lutto senza fine, il quale nelle culture occidentali, mi ricordava il mio
caro mentore Carlino, uomo di grande fede cristiana, viene solitamente associato al colore nero. Persino sapere che posso sognarti non mi appaga più, se poi devo constatare che la tua realtà personale spesso è caratterizzata da finta calma e straniamento totale, perché questo è ciò che produce la droga. Caracché, la tua rivolta, ti avrebbe detto Pierpaolo Pasolini, intellettuale lucido e rigoroso, benché terribile e commovente e inutile, perché priva di cultura e fuori dalla cultura. Quando ti ho detto che queste parole erano di Pasolini, di cui avevi sentito parlare all'epoca in cui frequentavi l'istituto d'arte, mi hai risposto con fastidio e stupore: chi? Quel comunista. Io, con tono didascalico: sì, comunista, romanziere, poeta, pittore, autore di canzoni, critico letterario, saggista, politico, giornalista, calciatore, sceneggiatore, regista, attore, insomma, Caracché, uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra. Un attimo dopo averti detto queste cose ti ho teso la mano e ti ho regalato con orgoglio le sue splendide poesie, che il suo grande amico Moravia considerava liriche e civili. Sì, perché soltanto con la cultura, secondo me, e quindi con la poesia sarda, italiana, inglese, eccetera, si può superare anche il vuoto che produce la droga. Dunque, a tale proposito, c'è una bellissima novità poi che anche grazie a questa piccola pubblicazione, dopo 7 anni che era buttata nel centro storico di Sassari, ha accettato di entrare in una comunità di recupero. È già un anno lì, sta risorgendo, questa è una traversone, e quindi io ho scritto questa poesia in sardo. La parte iniziale è triste, no? Relativa al passato, poi c'è questa speranza, quindi questa rinascita molto molto attuale di questi giorni. A s'ultima luce de su zero, cara di luna, si immagine due di sizza su sole, e uno vaghe sufficiente a intendere entro su goro s'amargura de s'anima mia. Como s'amore mio este un usono de lutto, una rondine che non bola d'inverano e non creia de conoscere all'acana dessa vita transitoria, sa si spina de su fuoco amoroso, che m'affliggi non si note, che senza riposo. Ma da un coro de biso nasce si spera, de un sentito nuovo dei stella. Grazie William. Una testata, non siamo dimenticato di dare una testata alla sua poeta che ha legge la poesia, è il primo di William, ve li diamo da voi. Come chiamiamo a Luca Bulla di Anela, che è già in oghe. Un applauso a Luca, che vieni sempre con noi. Buonasera a tutti e grazie alla Zabullo e tutto il scherzo di nuovo. Da die mi ha fatto una in macchina e quando vedo la terra nostra bruciata, andiamo ma sul valore e noi lo siamo lasciati. E tanto per scritto questa, figlio del suento, figlio di questa antica terra, figlio de mares e ventos, longa vida, serenos e contentos, che na veruna con tierra, terra antica sa tua storia, innos intonamos che in gloria, a sa zende questa terra un sapore, valore un tesos che tesoros, tenimos in coro batormoros, terra e vague rispetto e amore, a mentende sos antigos tempos, figlios de sa terra e sorventos, lasciamos a una launzi affanno, crees che vorte sano in questa terra, sa mano mia a vorte m'afferra, crees che vi due faghe di manno, una bandera entula in sos coros, figlios de su entu e de sos battor moros.
Grazie a Luca Bulla. Luca, non ti candi che ti diamo su un aumento di cultadie. Un applauso a Luca. Come chiamiamo a Gavino Marmillatta de Ittiri. Un applauso a Gavino. E con Gavino serramo sul primo gruppo di poetese e poi Pestes Intrattenimento di Franca Burrai e Salaunedda la presentiamo da voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sempre un piacere a incontrare a voi. Questo sabato so che fa che alla simbolo se vieni più da tutto per gusto. E in particolare devo ringraziare sul gruppo intero di Ala Sabolo, compresa Dolores che io non chiesto, ma in particolare a Rosa Corongio. Rosa Corongio è di questa Idda e quindi sicuramente si impegna su e resessida a battere a tutti noi, sai no, che si impegna su sicuramente. La ringrazio per questo. Poi nella sua poesia, suo titolo è Singordigine, poi lo comprende tutto. Questa variante locutoresa è singuglionia. Quindi sicuramente non tutto l'impreana, però singuglionia i chimusu ite che narrare e ite è uno che giuga sa vididade de sa persone che erano sempre più su, che erano dotto e non solo su peccato de gola una sette virtudi però che giuga meda più lontano, calite, singuglionia giuga pure a sa guerra. E succede di il suo minore pure a sa famiglia. Serro questa poesia con un'ottava, con una esortazione a sa paga, a suo ripeto, soprattutto e dedotto. E come bolleggio la poesia. Sono Kimbe ottavasa. In questa vita siamo di passaggio, medas ancora non l'hanno compreso. Casa comprita non pare d'atteso, lungo meda e dimo su iazzo. E si giochimo su pieno si cazzo, pago i dimo che è sotto appeso. Senza decreto e ti stabilito, disattatto non crede su famito. A colomare è un'idea vissa, ponere a parte e a rimunire, vive pensando solo a irrichire che capiremo fatto sa promessa, in saltare a so santo o in sa missa che solo noi potremo godire, senza pensare che so bene camuso, a malavozzi noi lo lasciamo. Dessa vaghe non amo contivizzo e cominciamo con i cuidadas. Su debile leato a imboladas del suo potere solo su disizzo. Con mille cugias abogadas a pizzo, gaisuni sa guerra cominciatas. Esser bella solo s'apparenza, ma pesante resta sa coscienza. Pur so malumore se in famiglia, nascene si va bene de partire. Sa parte più manna è sta a pedire, asseverare vaga da puntiglia. Singuglionia, non è meraviglia, in qualche caso giù da bocchire. Pure tra frades si pone in fele, fagene che Caino con Abele. E sull'ultima ottava, buon senso, rispetto e onestade, che sodio, invidia per una, senza pretesa del sole e di luna,
sia amigo trattato che frate. Fittianos accorto in libertà e con sa salute e sa buona fortuna. Serenos annos e buonos momentos, bellos e via sian sosamentos. Grazie. Grazie Davino Marmellata di Ittiri. Come dobbiamo a Franca Burrai e soprattutto però poi sul rettore di questa guida Stefano, poi da San Bernardo Meu di Montis, e si iniziano a dare un saluto, lo fa che piacere. Sì. Aspetta. Vieni Stefano. Un applauso al sopranventore di Azzara, Stefano, che ti mette attento a questa cultura di Guttaida. Sì, grazie. Io parlo in italiano perché in sardo non è che... E poi il sardo che ho io è capitanese, quindi non credo che... Sì, l'ho capito, ma non si sposa bene. Fa piacere stare con voi. Penso che dal punto di vista culturale l'associazione Ala Simbolo fa veramente un bello operato portando avanti questa missione. Credo che sia una missione far conoscere il sardo attraverso la poesia. E dal punto di vista culturale credo che sia molto più importante insistere sui giovani. Io qualcuno ce l'ho in mente, sì, non so come mai non sia qui, magari te lo chiedo dopo. C'è anche qualcuno che c'è nell'altra parrocchia, non è presente qua. E si chiama Andrea Meletta, per dire. Noi facciamo il coso pubblico. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, comunque. Sì, già lo conosce. Bene, comunque, visto che siete nel mio territorio giurisdizionale, così si dice, vi saluto tutti e siete ben accetti in parrocchia. Quindi grazie per la vostra presenza. Grazie. Grazie Stefano. Come tocca da Franca Burrai. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io sono De Gartetti, grazie del invito, grazie Mario. Non siamo sconosciuti per caso, sui social. Sì, che in uno social, solo in sardo si narra questo social. Ogni anno facciamo su un concorso virtuale naturalmente che si intitola Da canto posa terra mia. Quindi i suoi autori, cantante, gruppo non mandano una cantone e noi la lasciamo su a ascoltare 2 a 10 e si è votata anche praticamente e sa su è arrivata. Quindi sei stata approvata? Sì, non sa più se l'hai fatta però mi è restata mi piace come te canta e quindi l'ho invitata per questa occasione di Azzara e come la zona ascoltare. Grazie. E giudicate voi. Io sono cantautrice, autrice. Ho iniziato a scrivere dopo che è venuto a mancare babbo meu, su 2020 che poi io ho iniziato a scrivere. E quindi ho scritto appunto Juve Berdeus, che è dedicata a Issu, che sono l'insegnamento suo e tutto quello che ho imparato Issu, che non ho fatto ereditare. Poi tutto ciò che canta sono poesia tua? Sì, io scrivo, però lo hago in musica, quindi per questa estate. Quindi... a partecipa pure come poetessa stasera, la musica va bene. Leggo sempre un testo di una canzone, ma comunque è una poesia. Va bene. Juve Berdeus, dedicato a Babbo e a Babbo Fostro. Juve Berdeus. Grazie a voi. Chi non conosco più su umanidade, ma troppo male chi deve finire, ma troppo scuro il suo coro e salzente. Io quero entender
scusate l'emozione. Ogni volta che la canto, adesso magone. Grazie. Secondo il secondo brano, la seconda canzone è su Cammino Santa Barbara, che ho scritto per Sorminatore, una sera grande che il marito mio, che abbiamo visto la miniera di Lula, e io ho ponato, ma questa miniera, e da noi mi ha contato un po' così storia, e quindi grata a Domo, ispirazione per Sorminatore, su Cammino Santa Barbara. Grazie. Scusate. Io mi lamento però. Ok, grazie. Grazie Mario. Grazie a Franca Burrai, la torniamo a ascoltare da voi. E questa è questa canzone che ha partecipato accanto per la terra mia. Cammino Santa Barbara. Bene, come un altro intrattenimento ancora, capitiamo su a Bruno Lui dai Cagliari, con Salauneddas e Maria Fogli, che sono Salauneddas, e Daniele Giglio che lo accompagna con questa fisarmonica. Quindi vamos a ascoltare proprio il suo massimo del suo suono, della tradizione esatta. Fate un applauso a Bruno, Maria Fogli e Daniele Giglio.
tutti. Allora, il piccolo inconveniente che c'è stato è che le Lonandes purtroppo devono essere accordate con la cera. Allora, subiscono anche le influenze dell'umidità, quindi se c'è troppa umidità bisogna togliere cera, se ce n'è poca bisogna aggiungerla, per raggiungere l'accordatura perfetta. Ecco perché molte volte l'organetto lo prendi e suoni, le Lonandes hanno bisogno di essere ritoccate un attimino perché appunto subiscono l'influenza del tempo. Grazie. Lo siamo per ascoltare da voi torna. Come si chiama questo secondo gruppo di poesia, però sicuramente è bene da Angela Caso, che fu il suo primo gruppo di poete, quindi a sua giuria è nato di tornare Angela Caso e la ascoltate e la chiamo. E che Rosa, torna ad andare sì che. Angela. Non si intende di qua? Aia. Angela Casu de Sant'Andrea Frius. Buonasera a tutti. Allora, questa è la seconda volta che vengo. Iniziamo. Allora, la mia poesia si intitola Poetas e Poesias. Alla simbolo. Poesia e mille suedos, narrada da poeta de gusta terra solana, un sono su melodioso picante su bolo. In questa bella associazione c'è tanta passione, di Mariedu, Rosa e Dolores. Dessa buona poesia nasce in Tivrores, poi si esprime in ogni occasione. Attenzione, a sta giuria con un'uriga varata, ascoltando di ogni favela e rima basata. Plus attenta a varie sa giuria paesanella, i beni giudichi che poi beni giudicata. Alzata, canto se si bella incantata, con ballo giocante tanta poesia, in questa notte te data plena di armonia, che sa passione sia da sempre tramandata. Amanti dessa natura, ben intenti visitai, nessun mandrolisa e se tu s'ammetta, e saria sana se tu perfetta, chi sa va ma tu in tutto sul mondo non si firmi di mai. Gente laboriosa e ben animata, stimata in questa bella borghesia, in sarri di ogni dia, dei bonus pittori se stette ritratta, tu de questo mangia sei onorata, che tutto sasardino ti fa di compagnia. Radicata Zesi, plena di valore e cortesia, de voci cantore, Mauso e Augusto de Vada. Grazie Angela. E poi narrare una cosa di Angela. Angela, su come tu vai, come ti traballo vai su pastore. Angela, oltre che essere una bella femmina, una brava mamma, vai finzese, a pubblico vai finzese su pastore. Un traballo che io ritengo nobile e complimenti. E come bene a recitare Gavino Arca de Godrongianos. No, io sì. No, anche se andiamo più avanti. No, si vede recitare. Io sono ancora, che fa la sappiamo. Saluto a tutti. Justo stasera sai tre via, che chiedono, insomma che sono da tre via per occasione proprio di poesia ai nuovi a Zara. Torniamo grazie sempre alla simbolo, Mariedu suo presidente e a Dolores e a Rosa che è di Azzara, i noghe, e essa si merita da applauso più umano. Stasera, questi temi sono tutti di attualità, narramo sulla palla eolica, pannello solare, se gai. Io sono tornato una vacanza antica invece, a mentende, sono mano nostro proprio.
E più scattero come Salmano nostro in questo periodo fin tutto impegnato proprio si incunza questi sono mesi di riulare e di incunzas e di speras però sono massaios o anticos che si tagliano con il punto sulla ora proprio per si fa che su pane per rifamare per la famiglia se è gai dando una ficca a come su pane no, a valore, su si fa che dove, crasa, non più in commercio, si che mola, ma danno una figaiper. E ho fatto proprio 40 anni su trebbiatore, e me la via se mi frimmo proprio su campo, come, la macchina moderna, da come, no, ma come te fagliano? Sormanno su proprio a con cassole, die in oghe su notte prendende, che su die messaiano e su notte li gaiano, che fi più lento sulla ora. Come te fagliano, questa bocca aperta sempre, e purtroppo lo fagliano, e lo sono fatto un anno, e lo stiamo ringraziare, in noi che sono, come. E ho fatto, fino a parte più su solitale stando, si gioiano a pari, andavano a mano scambias, e si bisogna su pane fino in famiglia, andavano a sagomare o a Saighina, davano pane poi dello torro, oppure un sacco di trigo, a Sincunza dello torro, a Sincunza fino a si spera, si solo, di fare Rincunza ona, per buscare su trigo, a si fare su pane. E ho fatto questa poesia, l'ho intitolata Triulas, incunzas e esperas de una ia. Da su verano, llambas os colores indaorados, siden sos cunzados, quinquíberas espigas olores. Sos massaios tutto afacendados, quinlugantes farques e afiladas in sos trettos da isos semenados. Sas manos gallosas e empiñadas, ligando lestras os bellos mannuios, sas mannas fromende adequitadas. Postas reas, inmesos os restuios, os ubras os carros, carrucadas, tirados que impotentes e ruios. Posca en sas alzolas triuladas, quimbulos o liseras calarinas, a triuto e palas ventuladas. Sulla ore, purgado dai zeninas, e netto in sos saccos o insaccado che in tribaglio da brazzos o ischinas. Custurano, fin meda suerato, hai settato che intanto affanno e qualche volta ne manco compensato. Su tribagliatore che na inganno, pro dare pane a sa famiglia, fidi in penas fieras, tutto sanno. Custos sono aumentos de una ia, mai che renissos olvidados che presentano un'era de angustia. Que era en cusos tempos mentuados que los tenimos en hereditade da esos manos nostros o heredados que mancari in tanta povertade de su vago, appagados contentos, ricos però de bona volontade. Superende tristos os momentos que na invidia ne con tierra ponzende in olvidos os istentos, manizende sus frutos de esa terra que in esperas in coro remonidas combattían a pacíficas a guerra. Sas carenas istraccas e isfinidas proaere devani una berra a consolare sas bucas famidas. Grazie e a trosando Grazie Gavino. A proposito, le ho narrato una cosa, siccome il no che in me da mesi va tu. Gavino Arca. Voglio ricordare una cosa via. A me avevo di questa cosa noi, a parte Marieddu e l'organizzazione del centro commerciale sul comune che si è aiutato finanziariamente, voglio ricordare che questa volta ho canno per disastro sanno che si sta un meta a Sareso che manta denti a mano e manta aiutato veramente meta in organizzazione di questa cosa. Quindi voglio ringraziare Gommo a chi è dischi non faccio un numero, ma per me sei stato prezioso su questa volta. E un'altra cosa voglio narrare, i spicciocchetti che punti in noi, il disegno picciocchetti, Sergio Luca e Alessandra, punti in noi in titolo gratuito, punti benioso, poi conosco da Bosatro su stile nostro, e Simone uguale. Un applauso, voi sapete che veramente
Appusti si va in piede come su parlo nostro di Azzara. Comunque che tenia a ringraziare perché a pobestio su estire capovatto a Livio Viciocchetto sul gruppo Volca Isco su sacrificio umano a tenere questo stile in pizzo horas e poras. Grazie. Come si chiama su questa poesia è bene da cantare, a recitare. Ma Tommaso Ischi pensa a cantare, Tommaso Coroncio di Azzara. Dai Tommaso. E poi Tommaso per parte del suo coro polifonico maschile, quindi non sbagliavo a andare a cantare. Canta di coro, non dico. Buonasera a tutti, benvenuti a Sattorio di Poesia. Ho pure a Rasimboro si ha consentito di fare questa cosa e quindi è giusto da ringraziare questo impegno che capone ogni anno, non solo in Azzara, ma in altre vite di Sardegna. Devo canno a fischire una poesia per Suino. Vedo che c'è un luogo che si presta da Azzara, con nota per Suino pure, per altre cose, ma soprattutto per Suino. Ha pensato di fare. Sono un pochettino emozionato, se non so la verità. Non ho buffavo, Ha fatto questa poesia seria con un verso brullano puro. Con un amico faccio una bella promessa, poi potete fare questa messa di più sta stare bene. Bruschetto e vermentino, muscadetto, cannonavo. Su Breda costavo che su pretendiava. Suino de prima casta, de burdaca, grecherie, può accanzare a tie sa tie de Sant'Antioco, de saida su patrono, est una tie in dia, sa gente in allegria, si costa da severare. Faendo su d'asta, e una, due e trese, narammi chiesese, che non ti conosco bruso, de sa zona Isusu, o Sulim o Cravoso, Cagevino donoso, pronto a occasione. E buffando al rettore, a luce de sa candela, de grughe o savandela, con siscetta de ganna, canale o bingiamanna, cagè de buon gusto, sia curdo sia custo, angradisi o launisa. Monica e Moristeddo, de sa carrava in mezzo, tocca barra preso, castiato su colore, su nusco e su sapore, cae de Santa Maria, de sa sorgia mia, cado ruvia sa cara. Cae binu de Azzara, e ta forte a su coro, sia craro sia moro, cade buono d'allegria, con noi in compagnia, strangio e paesano, all'onghia con sa mano, che abbetta una tradassa. Una infatti satra, sa conca muinava, e sorge che spassava, e con s'amico fidavo, mi chieseva cattau in saltare maggiore, a fare su Monsignore, e su breve in magazzino. Grazie, a tre volte. Grazie Tommaso. E come potete Tommaso venite a recitare come tanto de pattata venite Francesco Cambigano. Francesco ci si onora da mezz'ora per l'esposizione. Cambigano. Cambigano, che non saltano Cambigano. Cambigano, fai da te. Cioè, non capita che mi briga da dire serio comunque. Non ne frega mai nessuno. Cambigano. E ne appaga la pagina. 1, 2. Vieni che mi aiuta. Saluto a tutti.
Tanto, prima di tutto ringrazio a voi tutti per avermi invitato, come sempre, mi fa piacere molto. Un saluto a Solde e a Sara e a tutti i ristoranti che sono. In questa sottata, che è intitolata Guerras e Interessos, io ho scritto un riassunto dai grandi del nascita della terra o in poche parole. Tanto, questa chienata da che la terra l'ha creata Deus, quindi che non era di altra maniera, io rispetto a tutto. Solo in Deus, sia ben chiaro. E se noi ci facciamo questo riassunto, da quando nasce dalla terra siamo sempre in guerra. Da quando nasce tu, abbiamo tornato da Adamo ed Eva, ha cominciato Caino con Abele, a Siocchino. Tanto sono venuti sono romani, che querían accaparrare tutto il mondo, sempre per interesse, guerra e interesse. Tanto bifi Hitler, Mussolini, che querían arrivano gli americani, e se era solo pure che è finita, come che sono romani, arrivano i Viote Zingaro e sono pure non mi sono tutto grande in che adesso padrone non hanno né uno che è padrone. Ma queste induzzi cose, tutto potente, tutto vinchimo, siamo sul figlio forte. È arrivato un nemico, vissuto a miseria che noi, non l'abito né uno, non ci chiediamo arma né fucile. E ha bocchito milioni di persone in tutto il mondo che ne avevano un armamento e che ne interessano. Ma lui non ha compreso nulla, senza non ha compreso manco di aia ha compreso, che non manco finire questa guerra di questo nemico che ne è abito, torna da partire la Russia a bombardare l'Ucraina. Poi a una regione russa o no, chi bombarda da sempre tutto, ma poi che va fino a quella regione a tutto. Russia, Palestina, un viotto criminale, perché la Palestina non sono tutti criminali, un viotto criminale andava a bombardare Israele. Questo attero criminale di Israele si scusano a quel fido e a seguire a fare grazie alle stragi, sempre per interesse e guerra. Poi, come ultimamente, queste attero interesse delle spalle, sempre per interesse e guerra che inchienono la scheda, e ma siamo sempre a punta a capo. Guerras e interessos. Quando Deus ha criado o pianeta, ha posto tutto quanto ordinato. Su sole provaro ha formato, sa proguida ha fatto sa cometa. Sa luna prova che lupenetta in mezzo scuro ha pintato, sa nuella s'ha fatta spassizzera in mezzo s'ha intragna aldeaeras. In mezzo s'ha intragna aldeaeras, sa nuella s'ha fatta spasizzeras, in mezzo scuro ha pintato, sa luna provagere lugenetta. Proguida da fatto sa cometta, su sole provaro ha formato, ha posto tutto canto ordinato, quando Deus ha creato su pianeta. Luego ha fatto montes e marinas, bardes, ríos, lagos e pendentes, animales, pisques e serpentes, son nascidos a mizas e a quentina, sos árvores han posto rairinas, e han formado inmensos ospadentes pro dare dimora sus zones, galdellinas, peldigues e paones. Pustisi che ha fatto sul giardino, sul genere umano ha formato,
Somine sa femmina criado, due figos, Abele e Caino. S'ultimo ha traito su destino e su frate lo ha assassinato, che fidi perfido e abbramido, che barbaro Abele ha bocchito. Dai quando ha fatto questo delitto, sapeva che è finita in sa terra. Non si può sta in tierra, su mondo da non si male sta afflitto, carro salmato le han proimpito, per seminare molte senza guerra. Dai dialoghi in sal bombas pesantes, fa che in distruzione devastantes. Tutto quanto si chiede vinchidores, giovente chi sapede innocente, in donzi parte, in donzi continente, vi regnan sol viles oppressores, sun barbaros tirannos invasores, furanza terra zena e bocchinzente, incunzende ispiga al maleitas, incunzende ispiga al maleitas, de con tierras e males e afflittas. In su tua misa e de che noi, partita esa guerra mondiale, su mondo sti invaso da un male, chi non si inabbitu fino a oi, non battiranno, non via da eroe, chi vota a combattere uguale, che è su nemico più scrudele, dai quando Caino ha morto Abele. Non giga né alma né manco soldados, né a reattores né bombas potentes, attraessa sol montes e padentes, distrue da raglia sus estados, sus tirannos, a nudes entorrados, dai vinquidores torran abeldentes, su nemigo, que in almas invisibiles, los han vinquidos que na sul fusiles. Che na manco finire usa guerra, che ad afflitto su mondo ed errore, uno tiranno malo e invasore, ha partito un popolo verra de su trigo sa generosa terra, le ha fatto un campo mortore, che in bombas e carros armados, innocente los ha assassinato. Misal de molto il fa che sa Palestina, contra sol frate de Israele, su dittatore ancora più scrudele, risponde che in una carneficina, però il distrue da esaraighina, impitta solo vinditta e fele, distruende los amazones intreos, come in David Hitler, che in sos ebreos. Deus queria fare una fortuna, un regno immenso primavera, per dare a sa gente metà spera, ha creato sa terra, sole e luna, ma Sumine ne ha fatto una lacuna. Sul giardino l'ha mutato in chimera, fattende tutto quanto a suo riflesso, solamente però avvido interesso. Montes e roccas e baldes e amenas, hanno perduto tutto sa bellura, su chi ha fatto sa mamma natura, l'han coperto de balas a cadenas, su zambe siela di salvenas, fino a suento ai chi non sa fura, fino a sa canto dura sa viditade, si chi in sa guerras e sa disamistade. Grazie Francesco. Adesso come bene da recitare Franca Burrai. Lo si intende prima cantando e come lo intende come poeta. Grazie. Grazie a te. Che la tengo in mano. Pisianima. Veramente è una canzone, però comunque Bolla Chero Leghere, dedicata a questo figlio che sono cresciuto, io non riesco forse si usati in tutta la Sardegna, che hanno badiato una famiglia numerosa, che non vi sacchiata a sfamare tutto il figlio, oppure badiata per i mamma, che non, gente sposata, e mina sposata, che non tenivano figlio, e tanno magari può azzuare magari una sorre o una cugina o per una vicina si sorfizzo o sarfizza si cannaini a domo di questa mamma adottiva e quindi è dedicata a questa mamma che non se la lamenta mai nessuno questa mamma e quindi è dedicata a Isa fizze anima commentista ite nova caserbello che susole fizzo caro tue
Canto tempo che non ti vedio, cola domo mea, che ma che piacere. Casa scomo ma ne sano, fizze anima tue. Questo è un momento di tene, che mi setai son si vorta, rissa in questa ianna. Che sordonor demmi dare, de costolo allegria, contamilo de canno ipo minore. Si po malo o si po buono. Canta scarinna sto mardato, e difeso da essa surra che mi meritao, e come chi. Torra cussa domo, io vetivi Dio, i 7 anni a mie, e minaria tesoro. Tu, fizze anima, ammentati dai mene, non me lo die scusso di spiegare. E minaria tesoro, accetta questo buono coro, esalmenzo grazie armannas, non ti chirmenti che te mene, ammetta che t'appo solo che tu vene, e chi sies in mano de Deuso, de vita longa e serena, e carchi lacrima de malinconia, ti mantenzi su coro meo, e minaria tesoro, fizze anima, chi tu esese promene. Grazie. Grazie Franca. Come recita da... Cerco di rigire il occhiale se non si dà basso. Giovanni Tedde. Giovanni Benedite Ardara. Buona serentina a tutti. Queria salutare Sosa Azzaresos e chi è venuto da atteso appunto per questo bello abboio di cultura. Queria salutare il socio culturale alla Sapolo, Rosa Corungiu, chi è di Azzara, Mariettu e Dolores, fino a la sera non che sono più caro salutoso. Io questa sera voglio presentare Savure. Savure è un patrimonio che la natura non ha dato. Un nodo molto importante per la vita delle persone e dei suoi animali. E poi queria narrare in maniera riassuntiva che siete andati a fare dare bicchiere dia di maggio come teneriana e notte di Natale. In pratica ricambiamo un sudanno s'amore che Savure non dava. A Savure. Sa creatura in sanaschi da ninnas, in gioco lu cantende e banzicare, este sienta manna alla mirare, intro saltua sfortunosa linnas. In un bosco pieno di frescura, quando si stiu imbatti in sa scaldanas, da sombra con recreo e isa fontanas, allontanan tristezza e amargura. Sutta sombra vizzinnos con pizzinnas, ti miran che galana hermosura, casese, opera ona essa natura, pro di descriere non vi bastan pinnas. Ma sutta sombra, in epoca giovana, in età innocente e modesta, giochi tende, parimi sempre in festa, intendendo su sono e sa campanas. Però, sa mano mala feridora, tenta di dirruere all'uppiende e gaia calvone riduende, sa chi attento sombra difensore. Proneghe di un semplice lumino e promala idea e carchimacco. Su chi si crette giochendi ai scacco, bruiende che nadolu e determino. Arvore, se sienda a ti mirare, se compagna de die fritturosas, recreo de persona fortunosas, chi trista dies potesi allegrare. Se sa chi manda d'umbra in meriacu, cussa chi accucca baccas e masones, si basa su tua ogni persona chi svorata e cammina da pago. Come in tempo recente tutto canto su logo son pienende in ambasalas,
han preferito eolica palasa cussa chi pare ne un camposanto, ma un incras. Fossesi a pensare senza busco fiores e gravellos, cambiente con rughes e pannellos, sos con nottos patentes e ammentare. Grazie. A tutti hanno messo un saluto. Un saluto. Grazie Giovanni. E quindi tocca da Don Tonio Sau, De Diesi. Diesi. Su problema pare che siete Abele e Caino. Sa realtà deste più assura Adamo ed Eva, che invece di seguire la volontà di Dio hanno fatto con Chinsoro. E in culto in particolare veste sa valte e sa femmina chi crede a sa tentazione, però il chi musu che veste vinsamenta da Deus preordinata sa salvezza di sumanità mediante una donna che narra sa Madonna. Devo essere l'uomo di sa donna come te dono di Deus che è ogni femmina ma è finzamenta importante sa presenza di Maria. Gaibo ha fatto la briga come te tutte le volte che enzo a questo buio alla simbolo. Dono e Deus de su grado armonia mama di ogni essere umano, mamma puro di ogni cristiano, mamma e figlia di Deus in Maria. Consolo in tempus de anninnia, mastra de amore, amore sano, amparo a chi dorra d'orfano, considera in ogni traversia. Non sei femmina somine uguale, né inferiore e né superiore, azzi sa matessi umanidade. Bosuni di Cristo scheduale, uno a satira collaboratore e destinato a eternidade. Natura vos ha fatto criadores con Deus de su humana criatura, ambos necesarios pro natura, in custo oe si vagene errores. Hemos toccado e vidas os avrores, lende una mala andadura, fino a nascere como esta misura, creímos ser nós sos detensores de esa vida, e toccada gusaena, purus a famiglia est intristida, sudò utudes ha fatto scuola. E s'amore esta suola ola, s'amore per sempre est aburrido, ogni persona satera e stanzena. Posta a parte sa famiglia e vida, e te resta da somine femmina, fino a che ella vive sa ruina e vive de un'era mai audita. Auguro in ogni dia de sa donna torrenda evangelica dottrina che su creatore accettende sirmina se esempio sigende de sa Madonna. Da issa es nato su santo Messia, con Giuseppe restata sempre unida, posto sisuno a servizio de Deu. In casto amore puro, virgineo, prosa chiamata che rivis porrida, esempio prosumana famiglia. Quando l'umanità ascolta a Deu, sos sposos sun de Deus, s'arreu. Grazie.
Sempre sul bigliettino. Come recita la poesia? Tanto Ignazio Flore di Azzara. Un applauso a Ignazio che si apre morta che prendi. E poi essere di Azzara. Saluto a tutti e benvenuti. Dopo ho fatto questa poesia, l'ho fatta a Chiaffendorda in base a Spalasi Eolica, in base a Stesnata, a fotovoltaico, dopo ho fatto in base ai gusti che vanno timorendo incendio in Sardegna, all'uendo sul luogo. E questa poesia è un sonetto praticamente, è a Subiromane. Mala è mano che distrugge, ponendo sa campagna sempre in lutto, arbore secolare s'ha distrutto, ed il fumo ha fatto pesare in nues. Delinquente, piromane se stue, chi de gusto creato non si sfrutto, velenoso vusolatti chi assutto, un urraglio di cale pro dall'ue. Con il fuoco se tutto questa guerra, vuole via solo frammolas di fuoco. Paghe non tenga più in questo luogo, proitte non si degna questa terra, basta ferro, in un suo dialogo di cafferra, e con esso ti ponesi in gioco, se lasciando tristura e pianto, ti rifiutai, sono morto in Camposanto. Aspetta, punti decidendo che vede uno ballo come Luca e Alessandra e te ballo ballanta uno balletto.
Lo siamo sapete da voi d'ora e con un altro intrattenimento diamo a Franca Burrai, l'ho cantato un'altra cantone, e poi Maria Fogli e Bruno Salomè Giasa. Anini Terra Mea. Praticamente questo è l'ultimo brano che si situ dedicato a Sasardina. Senti, aumenta. Dedicata a Sasardina, a noi il figlio di Sasardina e chi è veramente stima Sasardina e la rispettata, e soprattutto per non dimenticare la gente che hanno sofferto questa pandemia, quindi le vittime del Covid, è dedicata soprattutto a loro. Anini a Terra Mea, grazie. Anni
Grazie, grazie a Rosanna Menzi, grazie Mario, grazie a voi. Brava Franca Burrai, la ascoltiamo da voi d'ora a fine. Come ascoltiamo la Unedda di Maria Fogli e Bruno Lui, accompagnata a Savisa Armonica con Daniele Giglio. E poi seguiamo su questa poesia, sull'ultimo giro, su 2-3. Stati già presentato Maria Du prima, Daniele Giglio de Moguru, allievo di Ignazio Erbì, sono de Metasano con sul gruppo Nodas Antigas diretto da suo maestro Bruno Loi, discendenti del suo grande maestro Dionigi Burranca de Zammazzai, impari a sallieva Maria Fogli de Maracalagonis. Come se facciamo ascoltare un brano che ha composto Dionigi Burranca quando ancora via in vita, si intitola Celesti Tesoro. Bravo Daniele, parenti su Riccione.
Grazie a Bruno Lui e a Maria Fogli e a Daniele Giglio, lo ascoltiamo dai Sopuro da voi, a Sultimo Savine, e come andavano adelante questo edrese gruppo de poetese e pure l'ultimo gruppo. Andiamo a Domenico Cassetto de Sene, che gli fa chiedere un applauso. Domenico. Per scrivere questa canzone a un bizzocchetto di motociclista, correndo in moto con un amico carissimo Sassarese, disse là innanzi se che sta rotto di questa notte questo Sassarese arriva da fatto che da Rua Russo e da Ucchio. La mia è una protesta, scusai, la mia è un cazzatura, scusai. Su 6 maio, il di lutto, l'amo tenne sempre in aumento, che Federico in un momento in cui si è vista malaita e srotto. Non baia nessuno gaino e nemmeno sbade poter condannare, vi ha solo un vile destino che imparessa che la che il federare. Oh Deus, tu e pure sei strano. Noi scodando a te dispensende, per pegando la vidruende, l'esto non l'ha saettato sa mano. Oppure apposta l'ha lasciato ruere, con s'intento di approfittare, insinuava di che l'ulea rende l'ha accolto e mese su vivere. Ma sei un egoista di sicuro, e l'ha fatto un malo determino. Mira che se la collera insinula e che il figlio sa mamma pure. Con sa mamma, che un tanto amore l'ha offerto sa ditta e allattato, l'ha sostento, pulito, educato, poi ti aveva fatto questo errore. Quando tu in saluga gravato, così stante prima di essere morto, mamma tua piangendo e a pili sorto, l'ischi scanta sofferto e appenato, e tanto che comprende di sicuro il tessa gioia e il tessa dolore che lei ha scuso bene ruviore ad una mamma Federico Curo. Ma come che sei in saterna dimora, in questa larga pista de esos schelos accompagnato da tantos angelos, corri Federico, corri ancora. Grazie Domenico, Domenico, un momento a Chivuru. E chiamiamo su a Andrea Tedde. Andrea Tedde viene da Sant'Andrea Frius ed è un applauso a Andrea che è suo marito di Angela Casu che ha presentato questa rosa. Una famiglia poeta sei Andrea, vero Andrea? Ad una pizza violetta azzurra si chiama Il Sapore di Cria e Poesia ed è una famiglia poeta. Sì. Buonasera a tutti. Dunque, presentiamo, ti già presentato, dunque passato direttamente alla poesia. La poesia mia è intitolata Sa terra e sa sua creazione. Adesso origina sull'universo a una manna esplosione, una vortice caliente decomposizione di questo che scireus e suo compenso. La stella si funte creata sa consenso, sa galassia in modo sconfinato. Dei nubi incandescenti tutto si è creato, su sole si presenta con un caldo immenso. Sa terra puro furiata infuocata, de una lava e de manno borditori, mirata de meteorite in evoluzione, con suo tempo i sapori sesti scidata. De vulcano so sempre abitata, in continua evoluzione. Creato ade monte se costone, e oi è vegeta e ammirata. Fatto ade sa prima attraversata, su mare con suo viscato. Tanta razza de creatura s'ha creato, ma solo uomini sapienti ha fatto data. Sa terra tutta unita nasce che un intero continente, preziando su commento e presente, suo vulcano so tanti disunita. Su tempo su si chituate con sa sua prezzita,
tanta nazione e isola funti presenti, sa Sardegna varia parte dell'africano continenti e dessa terra bellica estete indebessita. Issa est stata allontanata de suo tempo essa evoluzione, de una borbotta e forte esplosione, de cosa meraviglia terra andità distaccata. Oi godi di che terra solare, dessa sua antica progenia, deis gruttas a foras indebessia, sol nuragas incominciau ant a progettare. Difesa de homines gigantes de onore, e mannos combattentes, in ogni forma funti presentes, e potì donare a questa terra valore. De medas predatores e disizzata, po d'ogni fama e circostanza, ricca de d'ogni abbondanza, sempre danti tentata può essere dominata. Ancora di nottas, drommi terra antica, in pace, onora a suo tempo chi ti ha creato, de d'ogni ricchezza chi ti ha dato, costa a costa su mare suento ti ha scolpita. De fruttos forestas se colorita, tu esese de una ricchezza rara, canisciuno che a te t'assimbillata. Grazie. Grazie Andrea, Andrea Tedde, di Sant'Andrea, Rio. Come chiamiamo da Roseia Francesco Russo, che non manca mai. Un applauso a Francesco Russo. Dale una mano, ora. Ormai c'è Salute a todos. A Maria Duque Rosa los ha saltato prima. Donde dramma de dolore hermano, quando succedono certi fatti. Io che sono entrato in un tema di attualità e di fantasia, che non succede a nei due uno danno gai. Lea e Lia, due scucciolas razza differente. Lia e Lea, umana e animale, pesadas in su mantesse ambiente. S'affetto, vi pro ambas uguale, ambas abattorancas camminende, dorminde in su mantessi capitale. Ma os annos impresses un passende, Lea a battoro e Lia a due spese, appena un sorgiogo scambiende. Sa differenza è de carchimese, che si deve samente sviluppare a s'asilo de annos de a 13. Lea a Lia la deve accompagnare, sa più scontenta va chi ne decoa, iniele lassata e si chiede torrare. De intelligenza ha dato sa prova, che torra telesetta da sessira e d'ogni die un'esperta noa. E che innanti s'annende sa vita, arriva da sas elementares, sa mamma Elia, chi l'ha concepita, de amba sempre da più spremura, due fizzeddas in suo pensamento, in questo tempo chi va che paura. Che schie sta più attento, a portar basta una distrazione, mente confusa che noi in suo vento. Sa vittura corrente in si stradone, non si avvidi de fronte ostacolo, bogues de pianto, sa confusione. Lia est in terra, un brutto spettacolo,
si presenta d'impressa in cussa scena, non la salva nemmanco un miracolo. Su bruschio continuo esa sirena, invana una corsa si spidale, su consenso di una mamma in pena. Pro salvare a carcate male, han donato os organos de Lia, chi a Lea non vide uguale. Lea ne vaghe di una malattia, Lia che sta in su regno di Gesù. Lea a scuola bianda ogni via, i se tende a chi non torna più. Grazie. Dai, non succede a chi ne due. Grazie Francesco Rosu, Deo Rosei. Andiamo da denanti e chiamiamo a Sandra Paddeo de Orani. Un applauso a Sandra Paddeo che saluta noi sempre. Il concorso di regia che facciamo su Verisa Sardegna. Grazie di essere venuta. Saluto a tutti, sono contenta di essere in Azzara, questo zero, di essere parte della famiglia della Simbolu e da un anno vedo che hanno passato la prima volta a letto la poesia proprio in questa villa. E io volentieri, cara, che come ormai mi sono familiare, che ormai la sa topo in me a terre occasioni, e a me da piacere questo zero di presentare questa poesia che si intitolata Iscusorgio. Il testo in Iscusorgio è un tesoro che tutti stiamo cercando, desizzando, a volte incantare dai bocche o dai cammini lucorosi, ma che non valene, quando invece le cose più preziose le giochiamo entro sul coro. E l'Iscusorgio più umano è proprio l'amore. Iscusorgio, a pedennudos in seror d'estiu, che bandulera in biglione confusa, si chinde in vano, giurasto esa musa, no accatto sabba correndo in suo rivo. Lontano intendo canto e vilumena, che incantadora mi pare motire, pro mi svelare su mondo si scire, come in Ulisse sa voce sirena. A titiliar di vrito in carena, Chirco riparo in domitar de rocca, tenta da orza chi tira sa socca, intro escusorgio macato in cadena. In sostelar zor de oro tessende, vene vestias che anido asentadas, chi mucadore vrorido ligadas, ianar fadadas mi paren luchende. Proite servenni danno che pizzinna, pro bramusia de oro che picca, non curren versos, chi sa venasica, che ne sentido mi pare sapinna. A mano tenta giramos a sedda, aleno e chercos profuma saera, murta e mudeccio crescen s'imbriaghera, orulo e grodde intende tinnedda. Roscoli lucche, ballandesi scuru, pare nisteddo l'estro stramudande, mina saiana, i teser disizzande. Pacche in suo mondo, pro como in futuro. Cussi scusorgio l'uttenes in coro, donzo nel libero de a che su vene, s'umanidade si chere tan bene, muda su male ni spiccar de oro. In cussi scrigno, abbondante de amore, curre su rivo che stanto chircande, dono esi spirito santo che sande, da esu costazzo de nostro Signore. Grazie Sandra. Sandra Paddeo de Orani. Tanto dopo la denante chiamiamo a Piero Sau de Diesi. Un applauso a Piero. Buonasera a tutti. Sai come tu meu e di pesce, hai detto, qui Tadeo, so saldo che tu oisi, ma so di pesce, ma so emigrato. Non vivo in Sardegna, vivo a Padova, una bella città, però sul desiderio di lavorare in Sardegna è sempre presente. È una cosa che non è fuori bolleata in tutte le entragne. Uno vuole tornare. E questa terra che è una terra mantata di bellezza. E sul bello di chi è emigrato è che ogni anno, credo in ogni idea, pensa a festa del suo patrono, del Dio di Diesi.
E a Tiesi pensava essere Nostra Signora di Tiesi, di Seunis. E ogni anno tutto tornamos, tutto. E ogni anno torno, come sono in pensione, pure qualche mese, e su bello è di agattare tutto il compagno. Però su tempo passa e qualche compagno non vede più. E allora questa poesia è intitolata Tiesi da mia, ma si può intitolare pure Su male di Sardegna, che per me è superiore di Su male d'Africa, un arantotto. Ma Su male di Sardegna veramente si attaccata. Ringraziando naturalmente a Mariello e a tutti i che collaborano con esso, queste iniziative sono veramente belle, sono cose che restano in suo cuore proprio, quando torniamo in suo continente, come torniamo noi, su aumento di Azzara, di questa serata che è bella, è sempre il suo cuore nostro, questa è la poesia, a Tiesi naturalmente. E da bella tu sei esposta in altura, ma più alta è te, vessa dimora del suo santuario di Nostra Signora, che adesso i abitanti tiene cura. Deo dopo lasciato in gioventura e dai a Sant'Anno che sopora. Mai che se vestita da esamente, in noi ognora visti e ses presente. Ammento su do alto campanile, de sagheia de sa santa patrona, ammento sa gente di ogni zona, sempre geniosa, cara e gentile. Ammento sos compagnos inquile, manichelle saltizza e pettaona, con fenuio, fai frisca e pavanzolo, e con sa melodia sul signoro. Tu ed ogni anno, in su un mese, tanto sfizzos emigrados reunis, pro sa vesta manna de seunis, contentos bene da ogni paese, ca in su coro, in soro, tu e sese sa capitale de tutti sus comunis, chi don tintundu ti vaga in corona, può andare andomo de sa mamaona. Ed io, che vivo tanto atteso, come tantos, torno a facatie, ca sempre in suora pinteso una oghe, che minara de casie. Torna a saida tua, ma scompreso? È un incarico forte dato a me, vai a sa santuario ed ogni sera a sa signora narra una preghiera. Ed io si invito in obbedienza, torno contento a saida mia, ma dai tempus mi passa s'allegria quando a voltas entro a conoscenza che qualche amico, poezzesa o malattia, di questa terra ha lasciato a residenza. E intendo un tristura e tanta pena chi l'ha giunto a Binza e Sena e il cimitero di Tiesi. Tanto con profonda riverenza imploro de Seunis a Maria, dia da generosa accoglienza, e sia da prodotto Luca e Ghia, perché sono in eterna residenza mantatos de amore e poesia. E con una ideale e strinta manos, adios a tutto e a nos vides sanos. Grazie Piero, hai pecca, vieni. Ma quest'altro è poeti che suonare una cosa, perché se fuori dai tanto tempo, scusate, non l'ho dimenticato. Devo dare un'altra cosa. Un applauso, lo merita, senza influenzare Salvia. Deo ha fatto l'ufficiale finanza. Sono arrivato a su grado pure generale, quindi non è che mi soffro in mano. Però, su che non mi dispiace da quando di arrivare sul compagno dal continente, intendere questa cosa, te credi, cosa te credi, apponato, ma noi siamo, e tanto la pretesa lo poteva fare, che aveva ufficiale, tanto, che uno si iscriveva a me su che mi aiuta io a tuttavia, devia essere non solo usato, ma del solo cudoro. E noi fai dai mesi in salvo. E che non ha come di nuovo. Quer leggere una poesia? Ma lui l'ha scritta in italiano. Già lì, vediamo se la quer leggere. Perché io sono... Poi seguiamo con altre poete. L'ha scritta per... me l'ha preguntato se la poteva leggere una poesia su nepote di Piero. Perché un applauso tutti la notte. La leggete in italiano, si spera che la leggere in sarda saperanno. Purtroppo io a malapena non capisco il sardo a fare la poesia, ma lo stiamo leggendo. Questa al nonno, ci abbiamo provato a tradurla qua con i due veterani, è stato un fallimento, quindi ho detto piuttosto la leggo in italiano, faccio prima. È l'autunno 39, si preparano i soldati, che l'Europa tira un grido con le genti e con gli stati.
Per la guerra ormai alle porte, ma 2 mesi un po' più tardi si ode un altro grido forte, son felici tutti i sardi. Proprio a Tiesi, Luca Sau, petto in fuori, sguardo fiero, urla: ho avuto un altro figlio, il suo nome sarà Piero. Come il padre gli sarà, commerciante rispettato, ma alla fine chi lo sa cosa vuole da lui il fato. Ed il fatto lo trasporta, prima stelle, poi le stalle, che di già in giovine età la famiglia ha sulle spalle. Se il suo cuore dice resta, suggerisce altro la mente. Mamma, devo lavorare, parto per il continente. Senza indugio ci prepara, che è conclusa anche la scuola. Un saluto alla famiglia, 18 anni e già si arruola. Generale si farà, in montagna e per le valle, avventure ne vivrà con gli alpini e fiamme gialle. Ma il destino del suo cuore gli ricorda ratto in fondo, non è con la tua carriera che lascerà in impronta il mondo. Dio promise ad Abramo, non i soldi, non modelle, non successo nel lavoro, ma una prole come le stelle. Lui lo sa e lo capisce, e da uomo di valore si fa in 2 per provvedere al suo grande e vero amore. Dagli avrà 2 belle figlie, come lui con tante doti, ma per dare un vero segno hai bisogno dei nipoti. Oggi loro guardano lui come esempio, anzi di più, un modello da seguire per le sue grandi virtù. Pietra eterna è e sarà, qualsiasi cosa voglia la sorte, ora e sempre ricorderà prima l'onore, poi la morte. Grazie. Bravo. Grazie. Seguiamo questo poeta, diciamo a Domenico Carboni, che si è bello, mi pare della Ebito, eccolo, a collo, un applauso a Domenico da Tonara. Buonasera a tutti. Oh. Io sono emozionato, cominciavo a scrivere in ritardo anno fa e essere morti mi si vivo. Io sono fatti così e mi rimane scambio. Questa poesia è scritta, sono passato e andata in video, in video hanno fatto un corso di poesia. Sì. Un altro corso di poesia dopo su Demereo, intitolato Occhio per Azzurri, sono stessa memoria, e ha scritto questa poesia, che come hanno a leggere. Occhio per Azzurri, mi onoro che la ponnotto a questo poeta pesano, o mio onesto e a Samano, operoso vulcano e sobraile, de bello raggio e animo gentile, fatto a verso a litteras d'oro. Scusate. Tonara o le rende sonore, con altro un corso di poesia, che intestato come la sapida mia, posca de meus anos de olvido, apprezzato a suo mano sentito, del suo poeta che canta s'amore. In limba il locutore e suo cantore rimase stata stota meraviglia, pluripremiata spuro in schiglia in ogni concorso di poesia. Ha fatto onore a saida mia con poesia di umano valore. Poi smereu il suo autore che vi uso in arto este in sempereu e non è solo a suo remeu. Segureste un barre condiviso o scantende in suo paradiso palco del vino del suo Salvatore. In sua vicina di scuro colore, intende ancora col posto del martello, a slamiera dai a suo paello, che sono in barbacia in costera, super buono che ha fatto vera, in monti, in piano, sono a tenore. Caperazzulis poeta e valore per prima edotto, bravo partigiano, in questo imprego, gli suoi veterani, di un'arte unica in Sardegna, antiarcana, la rende più stigna, fa che in rima è più bello spiores. Poi donare le da sus meritos, e sto verevo su che all'assato, fiores de barbagia forgiato, in bello verso de trato gentile, fatto sparis con sonos de braile, fu un pregio e vanto e gustositos. Sempre spiegato in sua estate o in salos assistirà contento, che in sintimo venia sentendo diventare famoso e merio,
questo è un corso di altre crimi e lo consegna alla settanità. Grazie Domenico. Domenico Carboni. Non siamo già viene a concluso. Diamo Anna Maria Serra di Azzara. Un applauso a Anna Maria. Lasciami, penseremo la a misura. Tanto ringrazio a tutti. Il giornata che ho fatto questa riunione, riuni a tutti. Vedo, tengo denaro di una cosa a tutti i azzaresi. Che se ne manca di uno, e fiato un poeta, bravo. Gli devi fare se manca un applauso. Che abbiamo fatto? Ignazio, che abbiamo fatto comunque. Noi ne faremo un altro. No, te non che io sono ben in ritardo. E come voglio intendere? Luigi Vincenzo, sa poesia. Tanto, te mi devo valorizzato sociale, non vi ho nulla. Questa è una poesia di protesta, un esempio che punti vedendo con questa spalla eolica, punti incatenando 20 suento. Ed io sono meno avvelenata avuto questa cosa. Che punti ponendosi in merito in terra nostra e non si lasciano manco suento in pace. Poi è anonima, arriva da Egidio. Poesia poderosa, non sia pretenziosa e ragiona per non lasciarmi in tribulia, ponendosi a terra mia a penare, lasciarmi vivere in una schia, in questa terra donosa. Chi viene sorrio canta tanta canzone di allegria, lasciamo assento questo luogo, che è il luogo santo, e possa riposare in un luogo di Dio, aiuta di un'iliga manno, non mi imbrutte questa lacana, savonendo cadena da suento, non voglio mamuzzone se ne manco questo invento, di su macchine tuo. Lasciamo incidaoso di antiche storie, con cungiaoso di pauloso alluttoso e per una scheda floria. Non sia pretenziosa due bagamondera, che noi sui vase, e potrei dinare che aiuta Iscariota a vendere la nostra libertà. Del suo regno divino non fai parte, ma de garonte di vase accompagnare a una traia, ma se sola contro la saggente mia, ed è male vantiggio generata in sinu di una serpe rara, e fai parte di un'umanità di vagudigna, pronta a distruirsi in canto di un paradiso che solo Dio sa già, sa di schipio a regalare, ma non si varia di un viso. Brava Maria. Bene, altros annos. Chiamiamo a Vittorio Locche, si chiede, di Tonara. Ecco, a quello. E con Vittorio acabamos a... Sì. Buonasera a tutti. Comunque Mario ti porta i saluti di Tio Pera per tutto quello che ha passato, tutte quelle cose, e ha detto di salutarti tanto. Avrebbe voluto venire. Lo ringrazio. Altra maniera di non vedere. Ancora non si è messo a posto. Non si è ripreso. Non si è ancora ti saluta comunque. E anche a... Grazie. Allora, buonasera a tutti. Devo pure parlare in tema di questa Sardegna che è un poco male trattata. Questa bella Sardegna che sempre è stata terra di conquista per invasori antichi e come moderni. Adesso è questa posizione, per tutta questa bellezza che tiene, dei nuraghi, dei monumenti antichi, domo dei Gianas. E poi questo bello mare, con queste spiagge splendide.
forse si è potuto gusto, che qualcuno ancora ove, che le venire a occupare e ottenere vantaggi purtroppo speculativi. Per questo ha trovato un sonetto. Ischida o Sardegna derramata, ti cagare in furare se ricchezza, de summare il monte sa bellezza, chi tenes in tutto evento amata. Dai dotto so ben tonnannegata, cando a forza o delicatezza, in saera de nusco sapuresa e sempre de vrinas profumata. Non permittas nessuno furisteri, de ponne in mano ai gustas intragnas, amenidade de cosas antigas. Cas un tesoro de mannas fatigas e ponent in belluras a montagnas, pro consolo ad 11 passizzeri. Grazie. Grazie Vittorio, quindi dava un attestato, un aumento di ore. Bene, con Vittorio Locche abbiamo finito il poetese e andiamo a suo intrattenimento. Da voi cantite sa giuria a non narrare su primo, secondo e terzo di questa serata. Però ammento pure un altro poeta, amico nostro che è mancato, un Mauro Fenu, e io pure vi lasciate in che sicuramente se su destino non l'aveva fermato prima. E poi siamo a Giovanni Antonio De Melas a leggere una poesia. Per leggere una poesia, Antonio De Melas è di Azzara e ha fatto un libro di poesia, sa? Come da leggere una fuori concorso naturalmente, e da voi a chi lo chiede del Biludata. Questo non è un libro, no? No, il te. No, per partecipare aveva capitato 39 e come... Sicuramente questo libretto è fatto poi amico di Azzara, non si è fatto, però cada una misturizio, poi di cose moderne, di cose antiche, di fogos e di ogni cosa. E poi fini con Battorina, che Battorina sono che dimenticata, che Battorina noi tola, in ogni gara poi entra questa Battorina, e come non conde poi si legge solo storia in montava, che vuole leggere sul libro, tocca leggere prima a gusto, che non devi pensare che scrive una cosa, è bello, una volta. Sono poesie di vaga pretesa, con si scopo che va a stare un'ora. La dedico a questa gente a Zaresa e ai Zaresos che si gattano fuori. Fino a quando solamente andano ancora, che ormai in trauseo in bezzesa. Siano tandante o siano discrete, come funti, spero la racetta. Come si canta, non si canta, si dice guarda, Battorina. Cioè questo libro è fatto con i amici, però chi qualcuno vuole che andava ancora una bittena, si fa regalo. Non credo su ieri, però. Assumanco qualcuno guarda durante che non si dice cosa, sai? No, non si dice tua Battorina, dai. Tanto cantammo su una battoretta, su un'azzara buffa a piccivicci, che comincia a buffare chizzi, ti fai di andare corretta. Casi si canta una battoretta. Tanto cantammo su una battorina, e si sta da questa epidemia, una cosa che mai si creia da venire con questa mascherina. Casi si canta su una battorina. Tanto cantammo su una noitola, chi se un bravo cacciatore, a Pallino si spasa storie, ma su Trivone vuole balla sola, casi si canta su una noitola. Tanto cantammo su una vesana, sa uminica, sa die no dia,
ponia sa gente in allegria su bello arrepico e sta campana, quasi si canta d'una paesana. Quando cantammo una battoretta, a volta si sfinse s'allichidiu, ma cantu orta se non ti se sa più, che a volta s'aperta sa braghetta, quasi si canta d'una battoretta. Quando cantammo una bruschistriglia, a non essere sprecone, io sto attento, ad essere bello sul divertimento, ma sa prima cosa è sa famiglia, quasi si canta d'una bruschistriglia. Quando cantammo una tarantella, che ho votato a amministrare, punti buono solo a foeddare e a combinare pappardella. Quasi si canta d'una battoretta, una tarantella. E ne finì ancora. E dopo te leggere. Alla cantammo una furistera, prodotti ristrangoso e prodotti da Sareso e de fora, a che tornare a gusto dimora, de che tornare a gusto dimora, no, questo è sbagliato, de che tornare fai a manera, tanto si canta una furistera, casi è mia. Va bene, un applauso a Antonio. Comunque, Antonio De Melas. Un libro è sicuro, Sono libero? No, Augusto no, non ti vuoi libero. Sono libero per il da tu, Anto. Sono libero che era ne come. non ti vuoi. Da voi boludata. Bene, chiamiamo a Franca Burrai e lo canta da una bella cantone. E da poi Salauneda con Maria Fogli, Bruno Lui e Daniele Giglio e un'altra ballata adesso. Gruppo folk de Azzara. Come possiamo ascoltare una cover? Non solo scrivo la canzone armeasa, ma anche per questo esperimento che riscrivo poi tre usa cover. Questo è un omaggio a Lucio Dalla, Caruso, che è una canzone che per me è una volta di Sarmenzo canzoni italiane, a parte che comunque non mi sono discostata tanto di questo che ha scritto isso, che comunque è dedicata a un amore che è iniziato dai minores e poi purtroppo siccome non siamo immortali, questo amore viniti comunque che comunque si imbezzata e purtroppo uno deve lasciare. E quindi spero che possa spiegare. Caruso, grazie. Salva esta morte.
grazie mille. A Trosano Ormezzo, grazie a tutti. Bravo Franca, a Trosano Mezzo. Come chiamiamo a Bruno Lui e a Maria Fogli e a Daniele Giglio.
Mutetto di Afrone si chiamano questo, no? Mutetto. Ciò che canta io da Aletta Venturi. Va bene, lo ringraziamo, un applauso a Bruno Loi e a Maria Fogli e a Daniele Figlio. Como cerramos su intrattenimento sul gruppo de ballo. Va problema? No, siamo in diretta, quindi imprevisto non mancano mai. Che fare una cosa solo, Daniele Giglio. E su ballo nostro, su ballo campidanese, a mediata in Pippia.
Tanto come Giuseppe Bauso ha solo questa premiazione, sa giuria ad Sinaro Gommo, Sinio Scomo, chi sa giuria ad Severau in questa poesia. Isa, vi avvicinate un attimo.
Sicuramente il premio, appunto è offerto sul centro commerciale naturale, quindi adesso Isa chi è sinnoghe lo dicete per lei e quindi okay. E tanto come Sinaro e tanto il premio è previsto fiantadrese, primo, secondo e terzo. Este capitao che salta già uno quarto premio a Sighitura e quindi non rischiato, quindi chi pica su quarto premio non poteva usare sa testao, ma si doveva ottenere a postisi. E su quarto premio da vinto Domenico Cazzetto de Senega. Sì. Il premio stai consegnando a Isa. Grazie. Non lo doveva dare. Centro commerciale naturale. Non lo doveva dare. Ok. Altra volta. Il terzo premio Franca Burrai. Logicamente poi un vago di pubblicità di Isa solo della cantina del Melas, giusto? Sì. I premi sono presi dalla cantina del Melas. Consegniamo l'attestato di partecipazione alla figlia di Ignazio Ezzo. La prima poesia che è stata letta. Sì. Allora, consegna il primo premio e il secondo premio Giulia e Francesco. Questo è per tuo padre. Secondo premio secondo premio è da Gavino Arca de Codrongianos. No? Ti li consegna a Francesco? E Francesco, centro commerciale naturale. Grazie a te, Gavi. E il suo primo premio andava a Maria Murgia di Azzara. Devo andare lì. Ci avviciniamo. Grazie a voi. Mario. Gira. Sì. Grazie. Complimenti a Maria e grazie. A Trosannoso. Ringraziamo Giulia e Francesco per essere venuti qua a rappresentare Ignazio. Grazie. Grazie a voi. Come ho finito a Trosannoso. E come si saluta ho canora finito con questa dia di poesia, si ringrazia a tutti. Poetas e accompagnatori di chi si no che non si candesi in no che si cada un rinfresco come ti si può narrare, quindi a costia in no cappala sa che si va paese con un grande pane e una tassina. E chi è? Chi è?
Chi è? La poesia di Gianmaria o di Gnacco? Ma o lei sa intendere la poesia di Zia Maria o questa di Zia Maria? Zia Maria, a grande richiesta, Zia Maria, voi ritardatario, so? Bravi. Questa poesia. E non è questa poesia. Come che da questo era pesare? Poi era. Salutiamo gli organizzatori. Ciao la bicchina. Io sono Sandra Sta leggendo la notizia. Sì, la mia vita. Con il silenzio. Vicino, signore. A posso dedicare questa poesia a questo nipote mio che ha un tocchetto voglio da rubare in gioielleria. Pranghe su quello, insorgono, stanotte ste scuria, su quello sta in tristura, de isso sono calando l'ambrica de dolo e de pena. Caino in oriolo e sta essendo sadela e sarangiolo, pochi e su frate che sai da pranto con suo coro, che da già sa morte con un giorno. De isso sa sorte non attento piedade, a chi in vanno so priva de mamma, babbo e frate. Come mostro scrudele con Satana alleauso, de isso difendio se vonta approfittauso. De questa trista die 7 anni ha passato, ma de sa die su gelo paguavano sa giau, sa terra e si dia, su luogo sta bruciau, de noso su lamento non viene discortau. Pare maledizione, il lambrica su gelo ha dispacciau. Sa società onesta condanna su delitto, de vive tranquilla, accampa su diritto. A uomini senza Deus dichiarau sa guerra, sa pergia si ferro, lo si ingurta sa terra. E grazie a Tia Maria Urgia che ha vinto il suo batto concorso di poesia in Cungias. Due mesi avete fatto. Messa su campanile una raia Bene, noi la serramo in che creemos de hai fatto qualche cosa di giudo e di bello e di tradizionale e culturale. Ringraziamo tutti ciò che ci hanno aiutato alla fare questa serata, sul comune, sul centro commerciale naturale, tutti i poeti che sono venuti, dagli attesi, Ugo, e i suoi artisti che hanno intrattenuto questa serata. Ringraziamo ciò che hanno fatto della giuria popolare, ringraziamo a tutti, a mezzo sanno, grazie a tutti. E dopo cannete che andiamo a mancare un mostro.